Ad Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, nella sala conferenze, il Soroptimist Club di Agrigento ha organizzato una campagna di informazione sulla medicina di genere e in particolare sui rischi legati alle patologie cardiovascolari nelle donne e sulla prevenzione. Personale qualificato è intervenuto in presenza dei vertici dell'azienda sanitaria Giorgio Santonocito e Silvio Lobosco, del primario di cardiologia Giuseppe Caramanno e delle socie del club. Come di consueto il Soroptimist Club di Agrigento è impegnato sul terreno sociale e questa iniziativa intitolata Si parla di cuore vi si inserisce perfettamente perché è in ottemperanza alle linee guida nazionali del Soroptimist International d'Italia. Si tratta essenzialmente di una campagna di informazione sulla salute e medicina di genere, in particolare sui rischi legati alle malattie cardiovascolari del sesso femminile. Difatti il rischio cardiovascolare nelle donne è aumentato parecchio negli ultimi anni, di conseguenza è fondamentale rafforzare la nostra conoscenza e informare la popolazione femminile sulle diverse modalità di prevenzione. Le malattie cardiovascolari nelle donne hanno una mortalità maggiore rispetto agli uomini, hanno una prognosi più severa, quindi decorrono e hanno degli esiti più gravi rispetto agli uomini e purtroppo sono spesso sottovalutate dalle stesse donne che non conoscono i sintomi precoci, che possono essere diversi rispetto a quelli degli uomini. È un progetto che si articola in 3 fasi. La prima fase è quella che stiamo realizzando oggi con questo incontro sul tema delle malattie cardiovascolari. Poi avremo una seconda fase con apertura al territorio, quindi ci saranno degli incontri nelle scuole, soprattutto pensiamo alle giovani donne dell'ultimo anno delle scuole superiori, e poi concluderemo in maniera ludica ma anche direi in una maniera molto pratica con una camminata. La terza fase infatti viene denominata Si cammina per il cuore. Sappiamo che l'attività fisica è importante per la salute cardiovascolare e per quanto riguarda la Sicilia questa camminata sarà realizzata a Messina il 14 aprile in occasione di un interclub a cui parteciperanno tutti i club siciliani. È un tema molto importante perché attualmente la mortalità per malattie cardiovascolari è al primo posto in Italia nelle donne, quindi supera la mortalità per malattie neoplastiche, mentre magari la percezione che si ha è diversa. Ed è un dato che riguarda tutte le donne di tutti i paesi del mondo industrializzato. Si parla delle malattie cardiovascolari nelle donne, che sottintende sicuramente una differenza rispetto agli uomini, sia dal punto di vista diagnostico, sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista nella gestione di queste malattie. Perché parliamo di malattie cardiovascolari nelle donne? Perché le donne per certi versi e per lungo tempo sono state discriminate sia per quanto riguarda la diagnosi delle malattie cardiovascolari e poi perché erano rappresentate negli studi clinici e sicuramente il trattamento di queste malattie nelle donne molto spesso è carente per vari motivi. Uno dei motivi ad esempio è il fatto che la sintomatologia ad esempio nell'infarto della donna sicuramente ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto all'uomo e quindi molto spesso la donna riconosce meno questi sintomi, quindi ritarda ad andare in ospedale e la prognosi sicuramente poi è peggiore rispetto agli uomini. Una spiegazione per quanto riguarda